Bella Ju, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Il periodo è nerissimo. Abbiamo fatto un'altra sconfitta contro il Milan. Questo ci ha portato alla decisione di cambiare la guida tecnica e affidarci al buon Klopp per fare il contropiede veloce. Tra l'altro, suggerimento arrivato dagli ragazzi alla regia. Detto ciò, andiamo a cercare il prossimo avversario. Vediamo che cosa succede, vediamo chi incontreremo e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Intanto vediamo chi ci capita. Sarà Milan-Napoli, che palle. Milan-Napoli. Allora, giocheremo senza Osimhen, gioca il Ciolito, adesso è tutto ok, l'avversario è praticamente full Milan, tranne Maicon e Gullit che però è comunque Milan. Bene, così andiamo al match. Si parte per questo Milan-Napoli. Saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Due contropiedi veloci, interessanti. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Si parte. Per una bella partita. Attaccano loro, attenzione, dentro lo botte non riesce a chiudere. Mario Rui tiene in gioco Gullit, mamma mia Meret. Cominciamo proprio alla grande. Di Lorenzo, palla per Politano che aspetta, tutti quanti noi messi insieme, attenzione, riparte ancora il Milan, Pirlo. Colpo di testa che si perde sul fondo. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione Sì, sono d'accordo. Meret, rilancio lungo. Simeone, poggia per Zielinski, palla per Kvaratskhelia che si gira, Kvara dentro per Zielinski che prova a penetrare, Zielinski cerca Mario Rui che penetra, cross in mezzo, il Ciolito arriva in rovesciata, ragazzi, che gol stava facendo Simeone. Attenzione, Politano cerca lo bocca fuori, vede dentro il Ciolito, la parata di Maignan e siamo a due miracoli di Maignan. Zielinski dentro per Kvaratskhelia, niente da fare, prova a ripartire Rijkaard, attenzione al Milan, palla dentro, Di Lorenzo, dentro Rachmani, Meret. E hanno sfiorato il gol. Diciamo che me ne sono accorto, solo che sbaglio sempre. Calcio d'angolo per loro, attenzione, Cross in mezzo, Di Lorenzo la mette fuori e Kvaratskhelia prova ad andare, Kvaratskhelia c'è un po' di spazio per correre, Kvara allarga per Politano che può correre, Politano dentro per Kvara, dentro per il Ciolito Simeone, intanto è stato abbattuto Kvara. Attenzione, il Milan può ripartire dentro, Rachmani, va ad Anghissà per Zielinski, palla per il Ciolito Simeone, appoggia per Anghissà, fa correre per Politano che la mette dentro per il Ciolito che però non riesce ad arrivare sulla palla. Rijkaard, Lobotka recupera palla e prova a ripartire, Lobotka appoggia per Zielinski che cerca dentro il Ciolito Simeone, che cazzo era fatto? Gesù, vabbè. Lobotka prova ad andare a chiudere il Milan che prova a partire in contropiede. Nathan va da Meret che rilancia lungo verso Anghissà, il Ciolito, Zielinski si allunga troppo la palla lì, ripartono loro, attenzione, chiusura, Nathan, Meret, rilancio lungo verso Anghissà che prova a spizzare, Lobotka, Anghissà allarga per Politano, dribbling di Politano a seguire e se ne va Matteo Politano. Attenzione Politano, cross in mezzo, il Ciolito non riesce a spizzarla, prova a ripartire il Milan, Rachmani non riesce a chiudere su Gullit, ma Nathan su Shevchenko, chiusura di Nathan su Shevchenko, bravissimo, poi lo butta per aria. È a Simeone, sì. Proviamo a settare il cervello, ragazzi. Difficile che cerchi la porta. Attenzione Shevchenko dentro Meret. Prova a buttarla subito avanti. Ciolito Simeone colpisce di testa verso Politano. Dentro per il Ciolito. Rijkaard. Attenzione.
Di Lorenzo, appoggia per Zielinski, vede Anghissà che allarga per Matteo Politano, che adesso prova ad andare dentro per il Ciolito Simeone, che l'alza per Kvaratskhelia, che la mette di testa all'incrocio dei pali. 1-0 Kvaratskhelia. 1-0. Cambia modulo, va bene. Comincia a scrivermi che devo fare, lo faccio all'intervallo. Attenzione, recuperiamo subito palla con Kvaratskhelia dentro per Politano. Dentro, incredibile. Ho capito che è successo, ragazzi. Attenzione Shevchenko, Nathan deve andare a chiudere su Cafu. Palla dentro, palo incredibile. E poi fuori di Kakà. 2 trequartisti, la prossima partita, ok. Va bene. Meret, rilancio lungo. Il Ciolito Simeone, attenzione, brutta qua. Ma dai! Passaggio splendido, nascerava la conclusione. Ce l'hanno fatta! Che partita pazzesca! Di nuovo pari nel giro di pochi minuti. 1-1 Leao. Follia nostra e Leao ci punisce subito. Politano dentro per Anghissà che scende, Anghissà cross in mezzo, Maignan. Meritato il cazzo, vabbè, comunque. Attenzione Lobotka, palla per il Ciolito Simeone che si gira, Simeone dentro per Anghissà. Penso un po' a rigore, su Zambo Anghissà. È un po' a rigore. Calcio di rigore per noi, su cui andrà Kvara Kvaratskhelia, che prova a sparare. Kvaratskhelia contro Maignan, doppietta di Kvara, 2-1. Ci riportiamo avanti, ragazzi. Ottimo rigore. Era giù. Attenzione, Zielinski, palla per Kvaratskhelia, prova ad andare di tacco, niente dentro. Zielinski ancora dentro per il Ciolito. Troppo frettolosi qui, dobbiamo stare calmi. Mario Rui anticipa qui. Rui dentro, niente. Pensavo che era uscita Nathan. Rui. Aiu, Verocca. Là era uscita la palla. 2-2, doppietta di Leao, altra follia, si riparte. Porca puttana, ragazzi. Ora andare a chiudere Di Lorenzo, niente da fare. Attenzione, Anghissà, la palla resta lì per l'ennesima volta, arriva Shevchenko, Meret rilancia verso il Ciolito Simeone, palla per Anghissà, appoggia per Zielinski. Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, cerca Zielinski che va nello spazio Zielo, scende Zielo, si ferma Zielo dentro per il Ciolito, in realtà volevo andare da Mario Rui, ma niente da fare, attacca il Milan. Attenzione Mario Rui, recupera Mario Rui la palla, scende Rui, appoggia per Anghissà dentro per il Ciolito che si gira, il Ciolito Simeone per Politano, incredibile. Politano, ancora tempo per il Milan per andare, attenzione Pirlo, scende, superato il centrocampo, arriva Di Lorenzo che fa una chiusura pazzesca. Allora Fra, tu hai ragione, intanto 2-2, tu hai ragione, ma io ti assicuro che il tasto l'avevo premuto. Il tasto l'avevo premuto per passarla al portiere, non l'ha fatto. Non l'ha fatto, perciò sono rimasto così. Si riparte. Lobotka per Rui, allarga per Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, dentro per Kvaratskhelia che prova a rientrare, Kvara fermato qui, Politano di Simeone, niente da fare, Anghissà, palla per il Ciolito, niente da fare. Attenzione, torna Anghissà, Lobotka, Rachmani, Lobotka, Mario Rui, Zielinski dentro per Anghissà, il Ciolito, tacco per Zielinski, ancora il Ciolito, la palla resta lì, non riusciamo a fare l'ultimo passaggio, tacco di Kvaratskhelia, Zielu per Anghissà, Simeone, la parata ancora di Maignan che sta prendendo l'impossibile oggi. Attenzione Zielinski, si gira, non riesce a girarla, Gullit prova a ripartire il Milan ancora con Anghissà che recupera palla, Ciolito Simeone, Zielinski dentro per il Ciolito Simeone che prova a sparare, Maignan. Il portiere ha risposto presente Ho capito. bisogno di lui.
Intervento preciso. Anghissà, Zielinski, palla per Kvaratskhelia, Anghissà ancora dentro per Politano, la dà al Ciolito che non riesce a tirare, niente da fare. Lobotka, attenzione, prova a chiudere Leao. Intervento provvidenziale. Di Lorenzo, la butta fuori. Devono ringraziarlo. Candela ancora, può andare ancora in chiusura Candela, attenzione Pirlo, Lobotka. Bella chiusura di Lobo che prova a scendere, prova ad allargare per Politano, palla per il Ciolito Simeone, dentro per Zielinski, ancora per il Ciolito, la dà dentro, niente da fare. Di lancio lungo, anticipato qui Rachmani, o Di Lorenzo, forse era Di Lorenzo. Attenzione, è uscito Nathan inutilmente lì, Di Lorenzo. La dà poi a Kvaratskhelia, va da Zielinski, palla per Anghissà, va dal Ciolito Simeone, la dà a Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia che non riesce a penetrare perché Cafu recupera palla. Occasione per il contropiede. Attenzione Mario Rui, prova a chiudere su Gullit, niente da fare, Di Lorenzo sì, Mario Rui allarga per Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski, palla per Simeone, errore di Simeone. Che sta provando ad andare a chiudere, niente da fare. Attenzione Mario Rui sta lì in mezzo, non so perché Di Lorenzo va a chiudere questa linea di passaggio. Giannino Di Lorenzo, palla per Anghissà, appoggia per Zielinski che cerca il Ciolito Simeone che la dà a Politano, Politano dribbling, va da Anghissà, la palla passa. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore. Megnan prova a rilanciare lungo, Rachmani prova a spizzare su Leao, niente da fare, va Gullit lì dentro, attenzione Nathan, Meret. Il lancio di Meret verso il Ciolito Simeone che appoggia Zielinski, la manga e fallo, vabbè. Rachmani va in chiusura, allarga per Kvaratskhelia che appoggia il Ciolito Simeone per Zielinski, ancora dentro per Kvara che ha un po' di spazio, scende Kvaratskhelia, appoggia per Mario Rui che può arrivare al cross dall'altro del Ciolito. Che cazzo di gol ha fatto il Ciolito? Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Secondo gol stagionale, passiamo noi, porca troia. Allora dentro Mazzocchi che Nathan è morto, dentro fuori anche Zielinski sicuramente, dentro Traoré, fuori Anghissà, dentro Caciuste, fuori Simeone e dentro Raspadori, fuori Politano e dentro Ngong. Togliamo tutti quelli stanchi. 3-2 ragazzi. Dobbiamo mantenere questo risultato che ci serve come il pane per il morale soprattutto. Di Lorenzo, palla per Traoré che prova ad alzarla, niente da fare, però Kvaratskhelia può approfittare del rimpallo. Kvara dentro per Traoré, attenzione Traoré, palla dietro per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che poi crossa verso Ngong, niente da fare, arriva Raspadori, la palla resta lì pericolosissimamente, Raspadori non riesce ad approfittarne, arriva Traoré che non riesce a tirare. Attenzione, prova a ripartire il Milan con Rachmani, palla dentro Politano, attenzione Di Lorenzo, la palla passa ma arriva Pasquale Mazzocchi che prova a ripartire, Pasquale Mazzocchi, Traoré, niente da fare, Traoré recupera questa palla, Kvaratskhelia vede dentro Traoré, bella imbucata qui, Traoré si ferma, alza questo pallone, Raspadori, la palla resta lì, Ngong la spara alle stelle, meta di Ngong, attenzione, palla corta di Megnan, prova a ripartire ancora il Milan, ma Caciuste recupera una gran palla, cerca Kvaratskhelia che tira a giro e in bocca Kvaratskhelia per la tripletta. Questo è un errore quasi incomprensibile. 4-2 ragazzi, proviamo a chiuderla. Evidentemente manca loro la tranquillità. Attenzione Leao dentro, Rachmani, bella chiusura, Kvaratskhelia, Traoré dentro per Kvaratskhelia, cerca dentro Giacomino Raspadori che viene fermato da Paolo Maldini. Attenzione qui, prova a ripartire ancora il Milan, esce Di Lorenzo, non so perché, torna Mario Rui, attenzione chiusura di Mario Rui, Leao segna il 4-3.
Brutta chiusura qua. 4-3 Milan. Siamo avanti ragazzi, dobbiamo mantenere assolutamente Mario Rui. Kvaratskhelia dentro per Traoré che deve tenere la palla lì, non ci riesce. Mario Rui, fallo di Rui. Fallo di Rui. Baresi, rilancio lungo, Di Lorenzo deve tenere su Shevchenko. Attenzione, Traoré, palla dentro, Di Lorenzo spazza. Finisce qui ragazzi, dopo una vita torniamo a vincere una partita 4-3 sul Milan a San Siro. Bella partita, tripletta di Kvara che si è ripreso dopo un inizio di stagione veramente claudicante. Guadagniamo 31 punti raga, mamma mia.